Buonasera! Buonasera amici di Ferro Team! Eccoci Oggi qua. abbiamo un quesito per i più attenti del nostro canale. Chi vede alle nostre spalle coriandoli, foto di rito e tutto quanto è perché purtroppo oggi, per mancanza di tempo e una serie di vicissitudini, non siamo riusciti a fare la nostra classica apertura, ma quindi noi la faremo alla fine, perché lì alla fine è sempre un nuovo inizio. E quindi Che filosofia, ragazzi! Vero, io poetessa a quest'ora. Quindi, amici di Ferro Team, buonasera e benvenuti alla finalissima di Miss Città Murata. Come state? Speriamo stiate bene. Fidatevi, la serata è stata pazzesca, vero Beatrice? Assolutamente sì. Sponsor, 3.000 miss, 3.000 uscite. Lei non si è vista il finiva suo più. futuro marito da sposa sfilare. Sì, non finiva più. A un certo punto avevo anch'io ansia per capire chi fosse questa Miss Città Murata 2024. Non me lo volevano eravamo dire. veramente tutti frementi, va detto, ma va detto anche che noi la sfilata l'abbiamo già vista e anche tutto il concorso è stato un successone. Chi ha vinto non lo direste mai, ma ora lasciamo la parola a voi. Lasciate nei commenti secondo voi chi ha vinto e godetevi tutta la finale di Miss Città Murata in versione integrale solo su GD Ferro Team. E alla fine sempre con me e la mia splendida spalla Beatrice, perché va detto che ormai siamo diventate due cuori una capanna. Filippo, ci dispiace e ci vediamo a fine video. Di te e dimmi tu cosa prendi. Scegli una canzone, scegli il mio silenzio, scelgo di non rivederti. Open and take that jump, don't fear the fall. Hope when the water rises, you build a wall. E Città Murata sono pazza di te. Per voi presenta Luca Latte. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti. Come state? Tutto bene? Sì, dai. È iniziata ufficialmente la finale di Miss Città Murata 2024, 24esima edizione. E a questo punto, dato che ci sono tantissime persone che si prodigano per tutto questo, glielo facciamo un altro applauso fortissimo, gentilmente. Non siate avari di applausi questa sera perché sono necessari, sicuramente necessari. Eccole qui le nostre miss con le t-shirt del main sponsor Bonanno Immobili, che sono state selezionate nelle 9 tappe del concorso da febbraio a luglio. E andrei anche ad elencare le tappe, appunto. Allora sono state l'Arias di Castelfranco, il Radica di Treviso, Bike Park chilometro 99 sullo Stiglia a Tre Baseleghe, Campo San Piero, Pianiga, al cantiere di Villorba, all'Adriano Panatta Racket Club di Treviso e poi alla tenuta Progress Country e Wine House di Ascoli. Bellissimo. Ringraziamo la cantante Giulia Tonini e i ballerini per l'esibizione. Sì, un altro applauso ci sta assolutamente, bravi. E poi vorrei salutare le Miss Città Murata presenti: Erika Stefanato, Miss Città Murata 2019, Kivia Oliveira, Miss Città Murata 2021, Katia Moro, Miss Città Murata 2022, Sofia Schizzarotto, Miss Città Murata 2023 e poi c'è Diletta Tosetto, Miss Cittadella 2019 e Miss Sabelli 2023, Aurora Arrigoni, Miss Bonanno Immobili 2022, Deborah Storgato, Miss Elmo SPA 2023, Aurora Basso, Miss Bonanno Eleganza 2023. Vi ricordo che il make-up e la concezione sono di Titone Studio. A questo punto io concederei le Miss con un altro bel applauso, gentilmente. Quindi le concediamo, grazie. Le serate di selezione di Miss Città Murata e la finale di questa sera sono state curate dallo staff dell'associazione Elegance Eventi. Qui la presidente che vi presento con moltissimo piacere, nonché patron di Miss Città Murata, quindi la accogliamo con un fortissimo applauso, Eleonora Sorato! Buonasera a tutti, buonasera Luca, benvenuti alla finale di Miss Città Murata 2024. La
le nostre bellissime Miss, questa sera tantissime, bellissime. Il ringraziamento va innanzitutto al Comune di Cittadella che per il terzo anno ospita la finale del concorso che valorizza le città murate, quindi grazie per la collaborazione e il supporto nell'organizzazione della manifestazione. Ringrazio innanzitutto Luca Pierobon, il sindaco di Cittadella, l'assessore al commercio e alle attività produttive Filippo De Rossi e tutta l'amministrazione comunale di Cittadella. Filippo, vuoi fare un intervento, un saluto? Vieni qua, vieni veloce, grazie, che così iniziamo poi. Ci piacerebbe. Allora chiediamo anche se gentilmente ci arriva anche un altro microfono, lascio il video. Eccoci. Vedi alla sprovvista. Certo, ti volevo fare per primo. Grazie che avete scelto anche quest'anno Cittadella, la finale regionale. È sempre un piacere venire qui a Cittadella. Il pubblico ha risposto. Risponde sempre numeroso. Decisamente, però sono tutti qui non per ascoltare me, non per ascoltare te e raccontare dei nostri partner che permettono l'iniziativa, ma vogliono tutti scoprire chi sarà Miss Città Murata 2024. Esatto. Quindi dai, proseguiamo con la serata. Grazie ancora a te e a tutta l'amministrazione comunale. Grandi ospiti, tanti ospiti presenti. Ringrazio anche i consiglieri regionali che sono qui presenti. Esatto, abbiamo poi adesso li chiamiamo. Quindi ecco, saluto mio da parte anche dell'amministrazione e Luca Pierobon per la vostra presenza. Grazie e buon divertimento a tutti. Grazie Filippo, ringrazio infatti la Regione del Veneto per il patrocinio che ci ha concesso in virtù della capacità del concorso di promuovere il territorio veneto, le città murate e le sue bellezze. Ringrazio per la Regione del Veneto il consigliere regionale Elisa Venturini, anche lei qua per un saluto, assieme agli altri consiglieri regionali sempre della Regione Veneto, Luciano Sandonai e Giuseppe Pan. Ecco qui. Questa sera sì che abbiamo fatto la play di consiglieri regionali. Il fatto che ci siano 3 consiglieri regionali dimostra che si vuole valorizzare, si vuole dare importanza a questa iniziativa, che la Regione del Veneto c'è, ma del resto non può essere così perché, diversamente da così, perché voi valorizzate il territorio, quindi la bellezza del territorio attraverso la bellezza femminile. Allora un complimento per questa grande intuizione che ha avuto Eleonora di passare appunto tramite il corpo femminile che esprime sempre tanta bellezza per esaltare quello che è il nostro territorio. Quindi grazie veramente di cuore per questa opportunità. È sempre un piacere averti presente, soprattutto perché tu sei neo mamma, vero? Mi ricordo l'ultima volta che ci siamo viste era la festa della fragola, appunto, e era appena nata la piccola. Quanto ha adesso? Quasi 4 mesi. È come ce l'hai qui come l'altra volta o è a casa? Questa sera a casa perché termino, però le prossime volte. Dai, le prossime volte la aspettiamo. Volentieri, mi permetto solo di fare un grossissimo in bocca al lupo a tutte le ragazze e da donna naturalmente vi dico che i vostri sogni si possano avverare. Grazie mille Elisa Venturini, lasciamo il microfono a Luciano Sandonà. Buonasera a tutti, anche da parte mia mi associo alle parole della collega Elisa Venturini. Faccio i complimenti all'organizzazione innanzitutto e i complimenti a Eleonora perché devo dire che ho trovato un'organizzazione eccezionale e faccio i complimenti anche alle ragazze. Anch'io mi associo all'in bocca al lupo perché devo dire che il livello delle ragazze questa sera è veramente molto elevato. Quindi abbiamo viste adesso sfilare, eravamo assieme qui col collega Giuseppe Paghi, abbiamo viste bene queste ragazze e anch'io vi auguro veramente che i vostri sogni, i vostri desideri si possano avverare. Siete tutte molto giovani e insomma passiamo una bella serata insieme, credo sarà una serata di divertimento e una serata di svago per tutti noi. Grazie e buona serata. Grazie Luciano, Giuseppe Pan. È un piacere averla qui presente finalmente dopo un po' di anni. Buonasera, ci conosciamo così in diretta. Sì, buonasera a tutti, grazie di essere qui a Cittadella che è il mio paese tra l'altro, quindi per me è un doppio onore essere qui con voi. Vi porto i saluti del Presidente Luca Zaia, della Giunta e del Consiglio regionale del Veneto, quindi per noi manifestazioni come queste sono manifestazioni anche se territoriali importanti. Le città murate nel Veneto sono tante, sono città che come Cittadella, ma ce ne sono nella nostra provincia di Padova tantissime altre, da Montagnana a Monselice, mia stessa Padova,
il Veneto è sono tutte le città sono murate, hanno avuto una storia di mura, e quindi dentro le mura è nata la vera cultura, la vera identità e la vera storia del nostro popolo. Quindi noi non abbiamo in Veneto solo le bellezze delle Dolomiti, delle spiagge, del lago di Garda, delle pianure, ma abbiamo anche tante belle ragazze, quindi complimenti, viva il Veneto e viva le ragazze! Grazie mille Luciano, grazie a Elisa e grazie a Giuseppe. Grazie ancora. E ringrazio anche l'ufficio turistico di Cittadella, avete visto il video di presentazione. Cittadella è l'unica città murata di tutta Europa ad avere un camminamento di ronda medievale di forma ellittica e completamente percorribile. Il camminamento di ronda io l'ho fatto con i tacchi. Addirittura? Sì, è una passeggiata panoramica a 15 metri d'altezza sopra le mura di Cittadella, lunga quasi 2 km ed era l'antico camminamento di guardia che serviva alle guardie per difendere appunto dall'alto la città dagli attacchi nemici. Le mura di Cittadella sono state costruite nel 1220 e nel 2020 hanno festeggiato gli 800 anni di storia appunto della città. Cittadella ha conquistato il 5º posto nella classifica delle European Best Destination in Europa, e quindi un applauso ancora a Cittadella, questa fantastica città. E ora torniamo alla competizione di bellezza, un cenno di come si svolgerà insomma la serata. Ci sarà la prima votazione delle nostre miss in abbigliamento casual con le t-shirt buon anno da parte della giuria tecnica che decreterà le 14 miss che passeranno il turno. Le 14 ragazze selezionate saranno votate nuovamente dalla giuria con il costume di Paradise Beachwear che decreterà la posizione delle fasce sponsor dalla 14ª alla 6ª. Verrà poi assegnata un'ulteriore fascia, quella di Miss Social, legata allo sponsor Stonehouse, alla ragazza che la giuria degli influencer, che saluto, eccoli qua, gli facciamo un applauso alla parte influencer della serata, e anche dallo staff di Stonehouse che riterranno avere il profilo Instagram più social. A questo punto rimarranno le 5 finaliste che saranno nuovamente votate dalla giuria tecnica e da quella degli influencer che decreterà le posizioni dalla 5ª alla prima classifica. E tra una sfilata e una votazione e l'altra assisteremo alla sfilata delle proposte autunnali di Stonehouse Abbigliamento e Chateau Chedre di Resana, ammireremo le proposte ottiche di Città dell'Ottica di Cittadella e poi per finire la sfilata degli abiti da sposa di Elena Spose di Vicenza. Colgo l'occasione per ringraziare, sono tantissimi, sicuramente ne dimenticherò qualcuno, e tutti i nostri sponsor. Mi perdoneranno, dai. Mi perdoneranno. Partendo dal main sponsor Buon Anno Immobili, Elmo SPA Global Solution Security, Fineco Bank, Sabelli Gioielleria Pagari, Ascom di Cittadella, Medica Viva, Centro di Diagnosi e Cura di San Martino di Luppari, Didone Studio di Cittadella che questa sera mi ha anche pettinato e truccato, Officine Moda Maison di Chioggia che questa sera mi ha vestito e ha vestito anche Sofia Schizzarotto, Digital VIP, Poke Panda, Glory Lee Gioielli in Pelle, Pizzeria La Cittadella per le pizze alle miss e allo staff, Fioreria al Duomo di Fontaniva per gli omaggi floreali, l'erboresteria Aloy di Paradise Beachwear, Scuola di Moda Top Team e Asia Zatta Communication. Bellissimo. Dovremmo avercela fatta. Facciamo un applauso globale a tutti quanti, grazie. È arrivato il momento. Siamo pronti, quindi sì. magari lasciamo il centro perché hai di qui, aspetta allora vengo di là anch'io, mi metto, beh, posso stare anche di qua. E allora iniziamo con la prima votazione. Ok, allora iniziamo con la numero 1, Irene Meneghini. Lei ha vinto la fascia di Miss Buon Anno Immobili alla tappa Radica di Treviso. Il suo profilo Instagram è meneghini.it. Poi passiamo con la numero 2, Emily Zinn.
La nostra Emily è Miss Sport e Salute Bike Park chilometro 99 di Prevaseleghi e su Instagram la trovate Emily_Zin. Poi passiamo alla numero 3, Aurora Cattelan. Lei è Miss Social Stonehouse, la trovate su Instagram AU_Catalan. E ora passiamo alla numero 4, Alessia Mattei. La nostra Alessia è Miss Social Stonehouse, la trovate con il nominativo Alessia Mattei, tutto attaccato, _basso. E ora sta per arrivare la numero 5, Aurora Stocco. Proseguiamo con la numero 6, Silvia Friesland. La nostra Silvia è Miss Social Stonehouse, la trovate, qua è un po' impegnativo, _basso, punto, bentonata, poi ci dirai come mai, punto, _basso, qui è difficile da trovarla sui social.
saluto Serena Fortutti. Serena è Miss Bonanno Pianiga, la trovate sui social Serena Fortutti. La numero 9, Lucrezia Gigliodoro. Lei è Miss Risparmio Fineco Asolo e la trovate con il nominativo Lucrezia Gigliodoro su Instagram. Siamo alla numero 10, Valentina Campese. Valentina è Miss Progress Country and Wine Asolo e la trovate su Instagram col nominativo Valentina A Campese, di 2A. Arriva la numero 11, Rossella Berizzolo. Miss Glory Gioielli Nelle Treviso e la trovate su Instagram ross.perizzolo. Poi continuando arriva la numero 12, Marianna Manna. Lei è Miss Social Stonehouse Asolo, Marianna.manna_basso su Instagram. E ora arriva la numero 13, Sydney Saccardo. Lei è Miss e Nord-Est Treviso, Sydney.Saccardo su Instagram.
numero 14, Giorgia Marcato. La nostra Giorgia ha vinto all'Arias, lei è Miss Arias Castelfranco Veneto e la trovate sui social Giorgia Marcato. La numero 15, Magdalena Coptil. Lei è Miss Area Capelli Asolo e la trovate sui social Magdi-Basso, LA-Basso. La numero 16, Elora Turbi. La nostra Elora ha vinto a Radica di Treviso, infatti lei è Miss Radica Treviso e la trovate sui social Elora Turbi. Poi la numero 17, Rachele Salvagnin. Rachele è Miss Chateau Beauchèvre Asolo e la trovate sui social col nominativo Rachele.Salvagnin. Poi vediamo la numero 18, Cosima Cassina. Cosima è Miss Risparmio Fineco Castelfranco Veneto e la trovate col nominativo Cosima-Cassina. Con il numero 19 arriva Giovanna Ferron. La nostra Giovanna, vincitrice di tappa, ha vinto la serata al Panatta Racquet Club di Treviso e la trovate sui social al profilo Giovanna Ferron.
da Bianchina-basso. Arriva con la numero 21 Aurora Sofia Costantini. Lei è Miss Risparmio Fineco Urbano e la trovate sui social sofiaaurora.costantini. Con il numero 22 Annabelle Pesce. Lei è Miss Bonanno Campo San Piero, la trovate sui social Annabelle Pesce e di fondo E. Con la numero 23 Melissa Pasleaga. Lei è Miss Elmo SPA Pianiga e la trovate sui social Melissa con 3S e 2A. E la Y. Comunque è Besleaga, giusto? Besleaga. Melissa, scusami, Besleaga? Perfetto. Con la numero 24, con il numero 24 Serena Cacchetta. Cecchette. Lei è Miss Chateau Beauchèdre Treviso e la trovate sui social Serena-Check con 2 C. La numero 25 Francesca Vittoria Deon. Miss Bonanno Immobili Treviso, la trovate sui social Francesca A.Deon.
Anna Toniutti. Miss Buonanno Immobili Villorda, la trovate sui social Anna.Toniutti. Concorrente in gara, prego lo staff di raccogliere le schede intanto della giuria tecnica. La giuria degli influencer ancora qualche minuto per perfezionare il voto. E allora devi sapere, Luca, che anche quest'anno abbiamo ricevuto tantissime iscrizioni, più di 400, e questo perché Miss Città Murata è uno dei pochi concorsi che garantisce alla vincitrice e alle sue partecipanti la reale possibilità di entrare nel mondo dello spettacolo, della moda, della televisione e della TV. Grazie infatti alla collaborazione con l'agenzia di moda Top Team di Padova, per cui già ringrazio Dina Mazzucato. Le vincitrici, la vincitrice ma anche le fasciate e tutte quante le partecipanti della finale possono appunto essere inserite nel mondo appunto della moda e dello spettacolo. Ricordo che fra pochissimo in autunno, ma a ottobre in teoria, uscirà anche un film dove sono presenti, esce in prima serata su Rai 1 un film dove sono presenti alcune delle nostre ragazze, grazie alla collaborazione che abbiamo con questa importante produzione cinematografica appunto che si occupa di casting per film, Rai e Mediaset. Ecco. Miss Città Murata, la vincitrice di questa sera, sarà protagonista subito venerdì del premio Leone di Vetro che si svolge in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. Poi il giorno dopo, sabato, sarà con Dina Top Team e con altre delle fasciate di questa sera per un fantastico shooting fotografico a Padova. Il 20 di settembre sarà sempre con Dina una sfilata 90 padovana con le altre 5 classificate della serata. Il 21 capiremo come fare perché abbiamo 2 serate, una a Chioggia per Officina Mode Maison, una bellissima sfilata di moda dove appunto Miss Città Murata e le prime 2 classificate di questa sera parteciperanno. Ma nello stesso giorno abbiamo un'altra sfilata a Milano all'Hotel Excelsior Gallia, perché anche la Fashion Week, la settimana della moda, capiremo dove mandare la Miss Città Murata, magari riuscirà a farle tutte e 2, forse con un elicottero, non lo so. E per concludere il mese di settembre, 26 di settembre, dal nostro amico Rocco per il Geon Film Festival qui a Cittadella, quindi un mese pieno di impegni, soprattutto per la futura Miss Città Murata. Speriamo possa, incrociamo le dita. Inoltre anche quest'anno Miss Città Murata collabora con il contest di bellezza internazionale The Look of the Year, che rappresenta la più prestigiosa manifestazione internazionale legata al mondo del mondo. È il più importante punto di riferimento per tutte le ragazze che desiderano intraprendere una carriera nel mondo della moda e nel corso degli anni ha formato alcune delle modelle più belle e affermate a livello mondiale, tra le quali Cindy Crawford, Linda Evangelista, Nina Moritz, Vanessa Incontrada e Natasha. L'80% delle finaliste di The Look of the Year diventano modelle professioniste entro 2 anni dalla conclusione dell'evento. Esatto, e questa sera prima di premiare la vincitrice diremo i nomi delle ragazze, li sappiamo già, che sono state selezionate per la finale nazionale di The Look of the Year, sono state scelte dal direttore nazionale Mario Dovidio e dal suo staff. Non hanno ancora le date ufficiali della finale, ma molto probabilmente si svolgerà nella seconda settimana di novembre, mentre la finale internazionale si svolge come da anni a dicembre, nella prima settimana di dicembre, al Teatro Aristo di Sanremo. L'anno scorso ben 5 delle finaliste di Miss Città Murata hanno partecipato alla finale internazionale svoltasi al Teatro Aristo appunto di Sanremo e una ha vinto un titolo internazionale. The Look of the Year è quindi una possibilità in più per le nostre partecipanti per entrare nel mondo della moda e dello spettacolo. Esatto, quindi una possibilità in più che vogliamo dare a tutte le nostre giovani.
Ringrazio il nostro main sponsor, state vedendo appunto il video, la Bonanno Immobili, l'agenzia immobiliare di Castelfranco e Cittadella. Il mio ringraziamento personale va al titolare Luigi Bonanno, che da anni crede da imprenditore nel nostro concorso e ha capito che la bellezza è una vetrina per tutte le attività. Grazie alla Bonanno Immobili per il suo impegno continuo nel sociale, che regala emozioni e aiuta queste ragazze a realizzare i suoi sogni. Quindi un applauso alla Bonanno Immobili. E ora andiamo a presentare colei che è la madrina della serata, ovvero Miss Città Murata 2023, Sofia Schittarotto. Eccola qui, accogliamola con un applauso. Non so come farai a parlare con lo scettro. Lo tengo io, tengo il microfono. Tengo io lo scettro. Se no lo appoggiamo lì. Microfono, eccola qua. La nostra Sofia. E allora Sofia, come stai intanto? Com'è stato l'anno di Miss Città Murata? Da Miss Città Murata? È stato un anno bellissimo. Allontanarci. Di solito è quel po'. E mi sono divertita tantissimo. Abbiamo fatto molte cose, molti eventi. Ma raccontaci cos'è che fai nella vita tu? Cioè, oltre ad essere impegnata con gli appuntamenti di Miss Città Murata. Allora, ho finito gli studi quest'anno, ho studiato moda e mi piacerebbe proseguire i miei studiando fashion designer per riuscire a realizzare un mio sogno, ovvero quello di realizzare un brand di abiti, e inoltre mi piacerebbe molto anche diventare una modella. Ma allora, a noi c'era tanto piaciuto il discorso delle bionde dell'anno scorso, cioè fai un piccolo riassunto di quello che te lo ricordo? Perché immagino che l'emozione fosse... Allora, ci siamo trovati in radio e ne abbiamo anche parlato, vero? Quindi, dai, ricordacelo, com'era stato quel Ho momento. detto che dovevo vincere io perché poteva essere una rivincita per noi ragazze bionde, visto che solitamente i concorsi vengono vinti da ragazze more. E ti interrompo, lo confermo perché la storia di Miss Città Murata lo insegna, ha vinto il primo anno nel 2001 la bionda e poi l'ultima sei stata tu nel mezzo, non ce n'erano altre di bionde, quindi tutte le more hanno vinto. E poi era anche l'anno che era uscito il film Barbie, ha avuto molto successo, quindi era il tuo anno. Era il tuo anno. Eleonora, ci ricordi cosa ha vinto Sofia? Esatto, la nostra Miss Sofia ha vinto il book fotografico con il fotografo di moda Edoardo Varotto, che saluto, che premierà con il suo book anche la nuova vincitrice. È stata inserita nell'agenzia Top Team di Padova, so che hai fatto anche da testimonial per Bata e ci sei attualmente anche nel sito. Sei stata inserita anche nell'agenzia Elegance Eventi con cui hai fatto vari lavori, shooting, fotografici, sfilate, tante cose. Hai fatto anche da madrina appunto al premio Leone di Veto alla Mostra del Cinema di Venezia, sei stata al Geo Film Festival dal nostro amico Rocco Cosentino, al Visto Business Award organizzato dalla Digital VIP, cui ragazzi poi vi salutiamo. Hai preso parte alla fiction che andrà in onda appunto ad ottobre in prima visione su Rai 1 grazie alla collaborazione con Mira Project. Sei pronta a vedere Chef e Corona? Quella è una bella domanda. Sei pronta? sono molto contenta per la ragazza che vincerà questa serata, però mi dispiace molto perché è stato un anno appunto ricco di eventi, infatti ringrazio Eleonora e tutto lo staff, però purtroppo io non Sai Sofia che una Miss Città Murata poi ci segue, ce n'erano tante altre, ogni tanto ne ripeschiamo una che viene ai nostri eventi, per cui rimarrai sempre con noi Sofia, non ci lascerai. Facciamo arrivare i fiori della fioreria al Duomo di Fontaniva come omaggio alla nostra Miss, quindi facciamo un applauso gentilmente, grazie. E per Sofia in premio anche un gioiello della gioielleria Pagani di Campo San Piero. Vi ricordo che Sofia è stata pettinata e truccata da Didone Studio, vestita da Officine Mode Maison di Chioggia. Grazie Sofia, ci vediamo più tardi per cedere scettro e corona. Se vuoi portarti via lo scettro, altrimenti... Lo tengo io, lo tieni lo tu. tengo io tutta la sera, non è un problema. Scambio di scettri.
Allora ragazzi, è arrivato il momento di continuare la serata. Di scoprire quelle che passeranno per il prossimo turno. Esatto, quindi passeranno tra le 14 e proseguiranno la competizione di bellezza. Ricordo alle Miss che non passano che c'è ancora la possibilità di essere scelte tra le Miss che accederanno a The Look of the Year. Ricordo che assegneremo anche la fascia speciale Miss Social Stone House, che non segue la graduatoria ma potrà essere accumulata con un'altra fascia. Tutte le partecipanti di questa sera vinceranno l'omaggio Miss Città Murata, l'omaggio Città dell'Ottica, l'abito da sera di Stone House Abbigliamento e l'omaggio floreale di Fioreria al Duomo Cittadella. Scusami, di Fontanina. Di Fontanina, ecco, perfetto. Bene, allora se abbiamo pronta la sigla, io direi che è giusto il momento di chiamarle. Sigla! Io già farei un applauso per tutte loro perché molto brave belle. Anzi mi allontano e man mano che chiamo i numeri le ragazze escono e vanno dietro a prepararsi. Okay. E allora passa al secondo turno la concorrente numero 16, Elora. La 19, Giovanna. La concorrente numero 1, Irene. Se vuoi andare un po' più avanti così ti vedono. 8 lì, centrale. Numero 22, Annabella. La numero 26, Anna. Numero 12, Marianna. Numero 7, Gioia. Numero 10, Valentina. 18, Cosima. Numero 25, Francesca Vittoria. Numero 14, Giorgia. Numero 20, Giorgia. Ne mancano ancora 2. Numero 8, Serena. Ne manca una, Luca. Vai con l'ultima. Numero 3, Aurora. Dobbiamo salutare le altre Miss, per loro comunque c'è ancora la possibilità di vincere una fascia speciale e di partecipare a The Look of the Year. Esatto. Quindi non dimentichiamo. Io so già chi sono le finaliste e tra di loro c'è sicuramente qualcuna che accederà a The Look of the Year. Grazie ragazzi. Un applauso, grazie. Grazie ancora, l'applauso per voi.
ultimi. Ringraziamo prima tutti gli altri ospiti che abbiamo qui presenti. Saluto Filippo Zavarise che ha inventato il concorso 24 anni fa. Saluto Kevin Ponticello per Digital VIP. Ciao Kevin, magari fate un saluto con la mano oppure alzatevi. Antonio Favaro per Trevisana Lat, non c'è però ci siete voi, ok? Poi abbiamo Antonia Marangoni per People Magazine, eccola lì, grazie Antonia. Federica Agnese Carraro per Enord-Est, buonasera Federica. Alessandra Natali, giornalista Caffè TV24, giornalista per Radio Stereo Città, Radio Caffè e Radio Gemini. Ce l'abbiamo? Eccola di là, buonasera. Collega, giusto? Giulia Urbinati, Beatrice Tomada per Giniferro Team, sono in piedi che fanno le interviste, eccole lì. Asia Zazza per Asia Zazza Communication, che segue anche il concorso. Anthony Michelon, amico del concorso, eccolo lì. E cosa dici? Dovrebbero essere pronte. Ce l'abbiamo la sigla veloce che magari le facciamo sfilare, ragazze, ci siete? Ragazze, siete pronte per uscire? Sono pronte, allora sigla! La giuria tecnica e naturalmente sono in costume, quindi si valuterà la fisicità delle nostre ragazze. Noi non abbiamo i numeri, leggiamo i vostri, inizio io con i dispari. Irene Meneghini, prego per la giuria. Lei ha 20 anni, è una studentessa universitaria in indirizzo biosanitario, sogno nel cassetto diventare personal trainer e nutrizionista. Poi continuiamo con la numero 3, Aurora Cattelan, 17 anni, studia vendite e marketing e il sogno del cassetto è lavorare nel mondo della pubblicità, moda e nel sociale. Gloria Piero Bon, 19 anni, studia al liceo scientifico, vorrebbe lavorare nel mondo della moda. Segue con la numero 8, Serena Fortutti. Lei ha 21 anni, studia Università Diritto e Tecnologia, vorrebbe fare carriera nel mondo del tennis e della moda. Valentina Campese, lei studia all'Istituto Tecnico, ha 18 anni appena compiuti, sogna di seguire il mondo della moda e proseguire gli studi di lingue straniere per lavorare all'estero.
poi la numero 12, Marianna Manna, 18 anni, maturità liceo artistico, iscritta a facoltà di comunicazione e marketing, il sogno nel cassetto, modella, attrice, scrittrice, ingegnere. Giorgia Marcato, lei ha 18 anni, studentessa di accoglienza turistica alberghiero, sogna di poter diventare una modella. Numero 14. Poi Elora Turbi con il numero 16, lei ha 30 anni, è un estetista e vorrebbe fare l'imprenditrice. Numero 18, Cosima Cassina, 17 anni, liceo linguistico, sogna di poter diventare una modella, una manager oppure un'allenatrice di tennis. Con il numero 19, Giovanna Ferron, 17 anni, studia all'Istituto Commerciale Economico, vorrebbe fare la modella. Numero 20, Giorgia Bianchin, 17 anni, studentessa di amministrazione, finanza e marketing, sogna di poter terminare gli studi e fare carriera nel mondo della moda. Con il numero 22, Annabelle Pesce, 21 anni, studentessa universitaria di statistica per le tecnologie e le scienze, vorrebbe diventare qualcuno che conta. Numero 25, Francesca Vittoria Deon, lei ha 17 anni, studia al liceo delle scienze applicate con bilinguismo, da grande vorrebbe diventare un medico ricercatore sulle malattie neurodegenerative, ce l'abbiamo fatta. Concludiamo con Anna Toniutti, con il numero 26, lei ha 20 anni, studia lettere moderne, vorrebbe laurearsi ed entrare nel mondo della moda come modella. Bene, un applauso ci stava. Io direi che le nostre ragazze sono pronte e andiamo a conoscere coloro. Sì, mi pare che ci siano. Andiamo a conoscere coloro che appunto saranno premiate. Indossano tutte l'abito offerto da Stone House che poi verrà loro regalato e quindi signori e signori, sigla!
Dunque, allora io ricordo che le fasciate di questa sera vinceranno del premio legato appunto allo sponsor, vinceranno anche tutte il gioiello Fagari della appunto gioielleria Fagari di Campo San Piero, i fiori della fioreria L'Uomo di Fontaniva e un buono del valore di 300 euro per realizzare look professionali con il fotografo di moda Barotto. Uno spettacolo, un applauso veramente per innanzitutto la loro bellezza e quindi iniziamo dalla fascia speciale. Io volevo qui, se riuscite, tutti gli influencer qui con noi. Sì, se magari c'era qualcuno che voleva dire qualcosa, c'è qualcuno che vuole parlare, no? No, perché come influencer è vero, stavano già facendo i video e noi li abbiamo disturbati. Ragazzi, venite accanto a noi. Timide, perché sono maggior parte donne. Allora, come dicevamo, iniziamo insomma dalla fascia speciale Miss. Facciamo arrivare la fascia che così. House. Qua, Giulia. Quindi la ragazza più social del concorso e non segue la votazione della giuria. Chi vuole premiare? Facciamo premiare Marco, visto che è l'unico maschio. Ecco, dai pure la fascia, i premi tienili pure tu, Katia. E allora. La fascia è una fascia che non segue appunto le votazioni della giuria, ma è stata scelta dai nostri influencer e dallo staff di Stone House. È una fascia che appunto non può essere cumulabile con la fascia di Miss Città Murata, ma può essere cumulabile con altre fasce. Miss Socia Stone House vince l'omaggio Stone House. L'omaggio floreale Gioiello Fagari sarà la protagonista della campagna pubblicitaria social Fall Winter 2024-25. È la concorrente numero 16, Elora! Facciamo una foto con tutti gli influencer, Elora. E soprattutto anche per i nostri cari giurati influencer. E allora tu ritorna dentro perché sei ancora in gioco, magari se ragazzi influencer potete sedervi. Grazie. E iniziamo con la fascia Paradise Beachwear, premia Dina Mazzucato Schiller. Vince premio Paradise Beachwear, Gioiello Fagari, omaggio floreale e un buono del valore di 300 euro per realizzare un book professionale con il fotografo di moda Barotto. Miss Paradise Beachwear è la concorrente numero 8, Serena. Un altro applauso. Serena puoi lasciare, ci vediamo dopo per le foto. Continuiamo con la fascia Miss Digital VIP, consegna la fascia Ayub. Vince un gioiello Fagari, l'omaggio floreale, un buono del valore di 300 euro per realizzare il book con Barotto. Ayub, prendi il centro del palco. Miss Digital VIP è la numero 7, Gioia. No, rovescia, aspetta, eccoci qua. Non è facile mettere le fasce, l'abbiamo capito durante le selezioni del concorso. Si vede che è la tua prima serata, Ayub. Grazie Ayub. Grazie mille. E grazie alla nostra Gioia che può lasciare. Grazie Gioia. Se volete stringervi ragazzi. Continuando con la fascia Miss Didone Studio. Consegna la fascia Giovanni o Andrea? Eccolo. Giovanni. Devo dire che lo staff di Giovanni è super attrezzato. Giovanni, quanti anni è che fai la finale di Miss Città Murata? Io mi ricordo 2020, 2019, ormai sarà anche di più, è vero, tanti anni, è sempre un piacere
E poi siete sempre super organizzati, i migliori, ecco. Vi donate una garanzia. Una garanzia, ci stava. Bene, e allora, la vostra miss vince l'omaggio di Donè, un trattamento al viso, il gioiello Fagari, l'omaggio floreale, il buono appunto di 300 euro per realizzare il book con Barotto e la concorrente numero 26, Anna! Giovanni è un veterano di fasce, visto che... Sì, però... Bravo. Eccola qua. Arrivano i premi. Anna, vieni qua che consegniamo i premi. Ok. E poi puoi venire di qua e lasciare pure il... Continuando, arriva la fascia Miss Medica Viva e consegna la fascia Fabian Oliveira. Fabian. Vince l'omaggio Medica Viva, il gioiello Fagari, l'omaggio floreale e sempre il buono per realizzare il book con Edoardo Barotto. Miss Medica Viva è la concorrente numero 10, Valentina! Grazie mille, ancora un applauso. E andiamo avanti con Miss Elena Spose. Vediamo se c'è Elena Gemello. Arriva? Ce l'abbiamo Elena, eccola qua che arriva. Stava sistemando. Mettiti pure in centro Elena. Miss Elena Spose vince appunto l'omaggio di Elena Spose, il gioiello Fagari, il bouquet e anche appunto il buono sconto per il book. Miss Elena Spose è la concorrente numero 3, Aurora! Consegna dei premi e grazie Aurora, ci vediamo dopo per le foto, ma c'è ancora la possibilità di deluxe order, lo ricordiamo sempre. E poi fascia Miss Città dell'Ottica, consegna la fascia Giulia Vazzoler. C'è l'occhiale offerto da Città dell'Ottica, l'omaggio floreale, il gioiello Fagari, un buono del valore di 300 euro per realizzare il book con il fotografo di moda Edoardo Barotto. Miss Città dell'Ottica è la concorrente numero 14, Giorgia Marcato. Premi anche per la nostra Giorgia, grazie. Miss Ascom Cittadella consegna la fascia al presidente Enrico Baggio. E vince l'omaggio Fagari, l'omaggio floreale, il buono di 300 euro per realizzare il book con Barotto. Lo fa il nostro Enrico. Anche l'Ascom è sponsor da tanti anni di Miss Città Murata. È sempre un piacere. E allora, Miss Ascom Cittadella è la concorrente numero 12, Marianna. Premi, grazie Marianna. E andiamo avanti con la prossima fascia. Miss Chateau Centre. Consegna la fascia Giulia, ecco, Giulia. Vince
l'omaggio di Chateau Beauchèvre, appunto l'omaggio floreale e il buono per realizzare il book con Edoardo Marotto. Miss Chateau Beauchèvre è la concorrente numero 20, Giorgia! Naturalmente ecco poi vorremmo vedere indossato domani sulle storie l'abito che ti hanno, ok. Grazie mille. Ne manca ancora una. Sì. La prossima è Miss Sabelli. Consegna la fascia Stefano. No, abbiamo. Ok, perfetto, Stefano fa. Prima mi hanno detto che non c'eri e vabbè insomma. Ok, perfetto. E allora, vince l'omaggio Sabelli, ce l'abbiamo l'omaggio Sabelli, è dietro, lo facciamo arrivare, l'omaggio, mi ha detto che è enorme, vero? Può essere? L'omaggio Sabelli, gioiello Pagari, l'omaggio Floreale, l'omaggio di Radio Stereo Città, il buono del valore di 300 euro per realizzare il book professionale con il fotografo Barotto. Allora la ragazza che chiamerò ora è una di quelle che appunto l'ultima, tutte le altre passeranno al turno successivo. Miss Sabelli è la concorrente numero 1, Irene! È enorme, me l'avevano detto. Cosa c'è dentro? Fate la foto che poi mi... C'è dentro, spiegaci. È un omaggio dei nostri prodotti che facciamo in casa industria. Ho paura di cosa potrebbe succedere. Così, in diretta. So che tu stavi cercando la burratina, Eleonora, lo so. C'è anche la burratina. Naturalmente vogliamo vedere qualche storia mentre salti, fai qualche ricetta importante e taggare naturalmente Sabelli. Grazie Irene. E siamo rimasti le 5 finaliste. Se le abbiamo, eccole qua. Sono in ordine? Sì. Sono in ordine. E allora è giunto il momento di conoscerle. Mescoliamo le carte perché in questa votazione vota sia la giuria tecnica sia la giuria degli influencer. Quindi ma soprattutto sentiamo anche la loro voce, quindi prego. Si autopresenteranno e si racconteranno al microfono. Buonasera a tutti, mi chiamo Laura Fulvi, sono della Repubblica Dominicana e mi piacerebbe tanto vincere Miss Città Murata perché vorrei rompere con gli stereotipi che esistono nel mondo della bellezza e dimostrare a tutti che non esistono limiti per sognare. Brava Elora, passerella, fai pure una passerella per la nostra giuria che ti deve votare. Con la concorrente numero 18. Buonasera a tutti, sono Cosima Castina, ho 17 anni e vengo da Venezia. Nella vita sono una studentessa di lingue. Le lingue sono una delle mie tante passioni, infatti sono una ragazza molto intraprendente direi e per questo secondo me sarei la persona giusta per vincere oggi, non solo perché sarebbe realizzare uno dei miei più grandi sogni che ho sin da quando sono piccola, ovvero diventare modella e quindi mi aprirebbe molte porte, ma anche perché ho molte passioni, infatti gioco anche a tennis e da poco mi sono cimentata anche nella recitazione e quindi per questo penso di essere la persona giusta. Grazie. Applauso. Grazie Cosima, passerella anche per lei.
concorrente numero 19. Buonasera a tutti, sono Giovanna Ferrollo, ho 17 anni e vengo da Vicenza, sono italo-brasiliana e studio in un istituto commerciale all'indirizzo commerciale, scusatemi. E stasera mi piacerebbe tanto vincere perché è un ambito che mi sta molto a cuore e spero che si veda quando sto in passerella che è una cosa che voglio fare per tutta la mia vita e niente, buona serata a tutti. Grazie Giovanna. Concorrente numero 22. Buonasera a tutti, sono Anna Belpesce, ho 21 anni e nella vita frequento il primo anno di statistica per le tecnologie e le scienze. Mi definisco una persona vulcanica perché ho infiniti hobby e a seconda un po' delle lune mi diletto in uno di questi. Sono appassionata di moto e anche di varie tecniche di italea di piante di rose antiche. Penso che, non so, alla domanda se dovessi vincere sarebbe un'emozione grande, pensi per tutte e tutte lo desidererebbero. Però io sono qua per un'esperienza e per far vedere come sono. Se la fortuna sarà dalla mia parte, io sono contenta e magari sarò la più felice del mondo in quel momento. Però mi gusta la serata. Grazie mille. Passerella anche per la nostra Annabella. E infine la concorrente numero 25. Buonasera a tutti, mi chiamo Francesca Vittoria, ho 17 anni e attualmente frequento il liceo scientifico Montebelluna. Penso che dovrei vincere questo concorso perché sono una ragazza molto ambiziosa e sicuramente riuscirei a portare onore al titolo di Miss Città Murata. Inoltre questo concorso potrebbe aprirmi molte porte nel campo della moda che è ciò che voglio fare in futuro e per tutta la mia vita. Passerella per la nostra Francesca Vittoria. I giurati? Les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Allora io direi che possiamo mandarle a riposarsi un po', ok ragazzi, allora se volete rientrare. Nel frattempo noi ringraziamo nuovamente alcuni dei nostri sponsor, ovvero la Digital VIP, Gioielleria Fagari, Pizzeria La Cittadella per le pizze Miss Staff, Fioreria al Duomo, li avete visti, bellissimi fiori appunto di Fontaniva per appunto gli omaggi floreali, Poké Panda per gli omaggi alla giurita, Erboristeria Aloe di Campo San Piero per gli omaggi, Glory Lee Gioielli in Pelle per gli omaggi, Paradise Beachwear, Asia Zatta Communication, Scuola di Moda Totti. Ma quindi facciamolo un applauso globale totale. E allora lasciami presentare lo staff, il mio staff, quello della Elegance Eventi. Elena Solato, Elena Favarotto, Anna Berton, Giovanna Ceccon, Francesco Osto e Nicola Franco. Eccoli qua, perché dovete sapere, io ho in testa le serate, ma loro le organizzano. Ragazzi, riusciamo ad andare a Radio Stereo Città che ci invitano ogni volta, tirate pacco? Per esempio. Giovanna, tu che sei quella che non ha paura di parlare, parla. Gli ho detto prima a Luca, mi sono presentata e gli ho detto guarda mi dispiace tantissimo perché ogni volta ci inviti ma purtroppo noi non veniamo mai e tra un impegno e l'altro e però vi toccherà sì, perché tutte comunque cioè allora io studio farmacia, lavoriamo, siamo, cioè comunque questa è una cosa bella scusa, brave, no, sì, sì, dai. brave.
Sì, sì, è sempre quello, scusi sono. Allora, questa è l'occasione che organizziamo e Quindi parliamo della serata. la segniamo proprio ufficiale. Segniamola, fissa domani che vai in Stereo Città, volentieri. Una foto, sì, assolutamente, una foto di rito con tutto lo staff. Glielo facciamo un bellissimo applauso ancora. Devi sapere Luca che in una serata abbiamo fatto una foto ma ognuno guardava un fotografo diverso, proprio un disastro, un disastro. Grazie ragazzi, l'anima di Miss Città Murata. Eccole qui le nostre miss, mettetevi pure in centro. Vado a chiami tu la fascia. Assolutamente sì, Miss Risparmio Fineco, consegna la fascia l'avvocato Stefano Marrone. E quindi vincono, ricordi tu cosa... Qui stiamo parlando del quinto posto che vince il gioiello Fagari, l'omaggio Stereo Città, appunto il fiore, il bouquet, il buono del valore di 300 euro per realizzare il book con Edoardo Barotto. Io spero sia libera, ma la vorremmo avere con noi il sabato per lo shooting con Dina a Padova, il 7 se non sbaglio, ecco. Miss Risparmio Fineco è la concorrente numero 18, Cosima! Facciamo la foto prima dei premi, foto con l'avvocato. E consegniamo i premi. Cosima, rimani pure qui. Ringraziamo l'avvocato. E grazie Aurora. E poi si continua con la fascia Miss Elmo Global Security Solutions. Consegna la fascia Fulvio Boschi, è prontissimo. Vince il gioiello Fagari, l'omaggio Stereo Città, i fiori, il buono del valore di 300 euro per realizzare il book con il fotografo di moda Barotto. Sarà anche lei protagonista dello shooting di questo sabato a Padova con Dina Top Team e la sua agenzia. La concorrente numero 25, Francesca Vittoria, quarta classificata. Foto di riso. Quindi di qua Francesca. E allora le prime 3 classificate saranno inserite nell'agenzia di moda Top Team di Padova, saranno protagoniste della sfilata di moda il 20 di settembre a Padova in collaborazione con Top Team e il 21 a Chioggia per Officina Moda Maison, la presentazione della nuova collezione che io già indosso. Vincono tutte l'omaggio dell'erboresteria Aloe più i premi legati alla fascia. La chiami tu la fascia? Assolutamente sì. Fascia Miss Buonanno Eleganza, consegna la fascia Minuta Gabura. Vince l'omaggio Fagari, il bouquet della fioreria Duomo di Fontaniva, l'omaggio dell'erboristeria Aloe di Campo San Piero, l'omaggio Stereo Città,
vince il buono, anzi no, vince il book con il fotografo Amerigo Vianello, sarà anche lei protagonista dello shooting con Dina e appunto le sfilate del 20 e del 21 settembre, naturalmente l'inserimento in agenzia. Miss Buonanno Eleganza, terza classificata, è la concorrente numero 22, Annabel Pesce. Foto diritto con la regista Minuta. Allora è giunto il momento di richiamare tutte le miss del concorso, ragazze entrate perché andremo a svelare quelle che passano per The Look of the Year, che è appunto la competizione per future top model, la cui finale nazionale sarà a metà novembre, poi la finale internazionale sarà a dicembre al Teatro Ariston di Sanremo. Magari ragazzi se volete andare un po' più in fondo, ecco. Sì, ci stiamo Ci tutte. sono tutte? No. Per come mai prima ci stavano, adesso non ci stanno più? Andate più in fondo ragazze che così riempiamo, magari lasciamo vuoto qui davanti la prima e la seconda, ecco magari le prime due classificate qui davanti al roll-up, ragazze riempite pure. Ecco, riuscite ad andare un po' più in là che quindi lasciamo roll-up vuoto, ecco qua. Ok. Ragazzi mi lasciate libero il roll-up, potete spostare un pochino, voi due in centro al roll-up, voi vi spostate un attimo, vai, spostatevi un attimo ragazzi. E sono momenti così, sono emozionate. un po' emozionati, Ecco, ce l'abbiamo fatta. Allora, accedono a The Look of the Year, quelli che accedono fanno un passo in avanti. Allora, la concorrente numero 7, Gioia Piero Bon, eccola qui, va a The Look. Poi la numero 8 Serena Forzutti, la numero 10 Valentina Campese, è lì, la Giorgia Marcato che era già finalista di K, la Elora Turbi anche lei già finalista, la numero 18 Cosima, la numero 19 Giovanna anche lei era finalista, la numero 20 Giorgia, la numero 21 Aurora, la numero 22 Annabel, la numero 23 Melissa, la numero 25 Francesca e l'ultima è la numero 26 Anna. Eccole qua, loro accedono a The Look of the Year, facciamogli un applauso. Ragazze, ritornate dentro dove eravate. Amerigo, tu hai un book che vuoi regalare a una? Numero 20. La numero 20 riceve anche il tuo book, ecco, quindi poi farai anche il book con il fotografo di moda Amerigo Vianello, grazie. Bene, allora siamo pronti, chiamiamo chi deve premiare. Chiamiamo... È mezzanotte, siamo giusti. Più o meno, sì. Allora, io chiamerei per la fascia di Miss Città Murata Filippo De Rossi. E chiamo anche Elisa Venturini. Elisa Venturini per la seconda classificata Miss Buonanno Immobili. Chiamiamo anche Sofia Schizzarotto che cederà la corona e la corona e lo scettro. Allora la fascia possiamo passarla, facciamo arrivare anche la fascia di... Beh, la premiamo dopo la Miss Buonanno, tutti i premi, mettiti in centro Filippo, Sofia anche tu. E allora, siamo pronti. Prima classificata, vince il book fotografico con il fotografo di moda Edoardo Barotto, del valore di 600 euro. Sono in centro le nostre finaliste, sguardadini un po' più qua che... Eccole là, sono in centro, sì, me lo dite voi fotografi che poi mi rimproverate, erano a 2 millimetri più in qua.
Ecco qua, va bene. Vince il gioiello Pagari, vince il bouquet della Fioreria al Duomo, l'omaggio Erboristeria Aloe di Campo San Piero, l'omaggio Stereo Città. Sarà protagonista della campagna pubblicitaria Stonehouse e Chateau Bouchèdre, l'inserimento in agenzia, l'agenzia Top Team, vince il corso di portamento Top Team in omaggio, sarà madrina all'80ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, al premio Leone di Vetro, in programma venerdì il 6 settembre, il 7 sarà a Padova lo shooting con Dina Top Team, alla sfilata del 20 a 90 Padovana sempre con Dina. Il 21 settembre può scegliere se andare a Chioggia a fare la sfilata con Officina Mode Maison oppure andare a Milano all'Hotel Excelsior Gala per la settimana della moda in collaborazione con The Look of the Year. Il 26 sarà sicuramente al Geofilm Festival di Cittadella, rappresenterà il concorso per tutto l'anno. Abbracciatevi dai! Miss Città Murata 2024 è la concorrente numero 19, Giovanna! Signore, cosa dovremmo fare per far vincere qualcun altro? Niente. Elora è veramente la rivincita perché lei, ce l'abbiamo detto, ha 30 anni e non vuol dire che ha avuto la gioventù, perché Elora splendida nel suo super fisico, seconda classificata, facciamo la foto con... Seconda classificata riceve il bouquet di fiori della Fioreria al Duomo, i gioielli della gioielleria Pagari, l'omaggio Stereo Città, l'omaggio Erboristeria Aloe di Campo San Piero, vince il punto con il fotografo Amerigo Vianello, la sfilata del 20 settembre a Padova, 90 Padovana, il 21 settembre a Chioggia e l'inserimento nell'agenzia Top Team di Padova, Miss Buon Anno Elora Turbi. Bene, siamo pronti! L'abbiamo fatta! Sono le 6:15, non è male? Non è male, no, non è vero, non è vero. E allora ringrazio il Comune di Cittadella per averci ospitato nella persona del sindaco di Cittadella, Luca Piero Bonda, l'assessore al commercio e alle attività produttive Filippo De Rossi, la Regione del Veneto nella persona del consigliere regionale Elisa Venturini, Luciano Sandonato e Giuseppe Panna, ringrazio l'ufficio turistico di Cittadella. Un ringraziamento a tutti gli sponsor della serata, Bonanza Immobili, Elmo SPA, Samelli SPA, Fineco Bank, Ascom Cittadella, Medica Viva, Stonehouse Abbigliamento, Chateau Bouchèdre, Città dell'Ottica, Elena Spose, Officina Moda Maison, Glory Lee, Dina Top Team, Erboristeria Aloe di Campo San Piero, Paradise Beachwear, Bouquet Panda, Digital VIP, Asia Data Communication e Pagari Gioielli. Lo staff di Didone Studio che ha curato le acconciature e il make-up,
la pizzeria La Cittadella per le pizze, staff e miss, Fioreria al Duomo per gli omaggi floreali. La nostra Miss Città Murata 2023, Sofia Schiftanotto, tutte le partecipanti all'edizione 2024 e bellissime Miss ospiti, la giuria tecnica, la giuria degli influencer, grazie mille. I media partner, Radio Stereo Città, Radio Caffè, Radio Gemini, Nordest, Duo Magazine, People Magazine, Città e Storie e Violetto Communication. Ringraziamo i fotografi della serata, Mirko Metti, Paolo Pulese, Marco Monetti, Daniele Dalla Vecchia, Nicola Bobo, Nicola Murighel, Giampaolo Borgo, Giulio Bartelli, Edilaine Mota, Alberto Zonta, Ivan Nani e per le riprese del videomaker, Alex e Odino Andrighetto, Giulio Rubinatti, Beatrice Tomada e Mario Bonesi per GD Ferro Block. In service il DJ Paolo e Davide, lo staff Elegance Eventi, Elena Sorato, Elena Pavarotto, Anna Berton, Giovanna Ceccon, Francesco Otto, Nicola Franco ed Enrico Barcetto. Ringraziamo poi The Look of the Year, il direttore nazionale Mario Dovidio. E poi naturalmente ringraziamo il pubblico di Città, grazie per essere stato così numeroso e così caloroso. L'appuntamento è per il 2025 da Luca Lazzer. Da Eleonora Sorato è tutto. Arrivederci e buona continuazione di serata. Grazie. E amici di GD Ferro Team, anche questa serata, questa finale si è conclusa. Miss Città Murata 2024 è volta al termine, ci siamo divertiti, le tappe sono state tante, le miss sono state altrettante, sono state veramente tantissime, abbiamo fatto veramente un sacco di cose. Moscerino dietro di noi si sta ancora svolgendo tutto appunto le varie foto di rito, tutto quello che appunto dovrà servire per appunto fare i comunicati stampa, ma qua non so Noi se avete abbiamo visto rubato qualcuno. Non so se avete visto che vicino a me, in mezzo tra me e Beatrice, c'è questa bellissima bionda con questi occhi verdi, con questa coroncina meravigliosa, uno scettro, ma chissà mai chi è? Chi è Beatrice? Miss Città Murata 2024 che se non è svenuta non sappiamo per quale miracolo quando gliel'hanno detto, perché l'ho proprio vista andare giù. Sì, però veramente. ti abbiamo visto veramente emozionatissima. Ma ora presentati al nostro pubblico che poi parliamo un pochino. Allora, buonasera a tutti, sono Giovanna Ferrone, ho 17 anni e vengo da Vicenza. Nella vita sono una studentessa e studio in un istituto economico all'indirizzo commerciale e sono italo-brasiliana. E più o meno la vita l'abbiamo riassunta come hobby ai concorsi di bellezza? Sì, sicuramente, e vado in palestra ed ecco, mi piace molto viaggiare, questo è un hobby. Se fossimo tutti miliardari penso che avremmo fatto il giro del mondo 80 volte, non in 80 giorni, però vabbè. Sei stata, abbiamo visto, emozionatissima quando hai ricevuto la notizia. Secondo me neanche ci speravi, perché noi ti abbiamo visto la chiaverci le ragazzine per dire no ma tanto non sarò io, invece alla fine è uscita quasi la lacrima. La lacrima è uscita, Giulia, perché l'hai vista così, asciugati. No, il trucco non mi deve colare. No, però bisogna dire che non si nota. Complimenti per il mascara, Grazie dopo ci darai sì. appunto i vari codici e la marca. Adesso inizierà veramente il tuo tour de force già da domani, tra l'altro, quindi neanche il tempo di andare a letto, 2 secondi. Sì, non vedo l'ora. Si comincia. Qual è la parte che ti emoziona di più di questi prossimi giorni? Beh, sicuramente perché è la prima volta che mi apro in questo mondo e so che adesso avrò un sacco di possibilità e questa cosa mi emoziona tanto perché non vedevo l'ora, è il mio sogno fin da piccola. Quindi... E finalmente si sta piano piano, piccoli passi alla volta realizzando. Ma adesso c'è una domanda, quella che un po' preme più tutti noi. Sceglierai Milano o sceglierai Roma come sfilata? È qui la scelta è ardua, perché comunque qua è il suo territorio, le sue origini e tutto. Però Milano, capitale della moda, sogno diventare modella, là ovviamente può essere vista da talent scout incredibili, quindi cosa sceglierai? Beh, allora, non vorrei dire niente sul mio territorio perché amo il Veneto,
Però direi che per ovviamente le tue passioni e i tuoi sogni. Sì, di sicuro sceglierei Milano. Sì, perché giustamente se il tuo sogno è diventare modella ha più senso che magari tu ti orienti in un luogo dove tu possa spiccare di più. O sbaglio, Beatrice, che tu sei la nostra tuttologa? No, io sono completamente d'accordo. Anche io, se fossi Miss Città Murata 2024, andrei tranquillamente a Milano. Lei in questo momento è Miss Fame 2024. Assolutamente sì, ragazzi. Infatti stasera la sentite molto silenziosa. Questa è Bea quando ha fame. Mi In sto realtà è la fase prima, perché la fase dopo, quando superiamo quelle 8 ore, diventa una bestia. Ma io in realtà voglio sapere un'altra cosa. Vai, Bea. A chi dedichi la tua vittoria di questa sera? Oddio, allora sicuramente a mio nonno, perché diciamo che ci stavo pensando durante tutta la sfilata e speravo che vegliasse su di me, e quindi niente, la dedico. Beh, direi che sicuramente il nonno ha fatto un gran lavoro. Sì, assolutamente, sono d'accordo. Ha fatto con dei piani molto alti, Io sono sincera, secondo me ha salito qualche nuvola, ha detto senti, e fammelo sto piacere, ne riparliamo più avanti, abbiamo solamente l'eternità per debitarci. Ed eccoci qui, abbiamo qua la nostra splendida Miss Città Murata 2024, che noi ringraziamo. Grazie che sei mille a stata voi due. magnifica. Grazie e noi ci vediamo, chi lo sa, forse il prossimo anno sempre qui con Miss Città Murata. Ora, cara la mia Giulia, siamo qui assolutamente con la regina di Miss Città Murata, perché tutte le nostre Miss sono le sue principesse, ma lei è la regina di questo concorso, la sola e unica Eleonora Sorato. Grazie stasera ha presentato, a Giulia ha fatto tutto e Beatrice. veramente. È stata una bella serata, devo dire, clima perfetto. Né troppo caldo né troppo freddo. Però Eleonora va detto che tutte le tue finali ogni anno, se sempre un caldo torrido arriva la sua finale, si riesce a stare bene. Si riesce a stare bene, c'è quell'arietta che si sta bene, si sta sempre benissimo. Dai, siamo stati fortunati, devo Sì, dire, come perché sempre. Il meteo vuole la sua parte, serata bellissima, stati contentissimi. Tu dei cambi look pazzeschi. Grazie, infatti ringrazio sempre Officina Moda e Maison che mi veste, mi vestirà anche per l'evento di venerdì con cui sarò con la nuova Miss Città Murata Giovanna Ferron, e saremo protagoniste del premio Leone di Vetro all'avanspettacolo di Venezia. Abbiamo saputo, infatti le nostre telecamere, non so se sai, ma saranno pure lì. Bene, allora ci vediamo. Noi veramente seguiamo. Noi siamo dappertutto come Prezzemolo, ragazzi. Noi siamo siamo dappertutto. Va detto che Gigi Ferro Team è arrivato in pochi anni a riuscire a toccare veramente ogni cosa e a seguire i concorsi che segue in ogni cosa, quindi fortunatamente noi veramente possiamo dire che siamo uno dei pochi blog che segue a 360, quasi tutti a 360 gradi i concorsi, perché il meglio che riusciamo noi lo dedichiamo. Bravi. Però io complimenti a Mario, che non Mario. lo citiamo mai, Mario, signor ma Bonetti. c'è anche Mario. Esatto. Però anche quest'anno è una bionda. È vero. Anche quest'anno Cosa è è successo? Dall'anno scorso abbiamo scatenato quasi tutte le vincitrici di tappa erano bionde. No, quest'anno tantissime bionde, ha vinto anche quest'anno la bionda. detto, tra Io non so ma cosa sia successo. Città Murata more. Tutte a more. parte la Sofia che ha dato l'inizio al via. Esatto. E la prima Miss Città Murata. Magari faremo un altro tour di bionde, poi magari passeremo alle rosse, poi alle nere, vedremo un po'. Beh, devo dire la seconda classificata è Lora Mora, e anche con la pelle un po' più scura, e la terza classificata è rossa, quindi esatto. ce n'era per tutti i gusti hai fatto stasera. un bel tricolore, va detto. Esatto, sì. Allora, com'è andata? Insomma, questo ultimo tour de force, com'è stato? Beh, è stato molto impegnativo, perché arrivo da un po' di eventi, compleanni, cose. Infatti ho deciso che il prossimo anno, siccome il concorso compie 25 anni, la data sarà diversa e molto probabilmente torneremo alla data originaria, ovvero il primo weekend di agosto. Quindi anticiperemo finalmente appunto la serata della finale. Nel frattempo ci stanno proprio smontando. Ci stanno smontando in diretta assolutamente la passerella se ne va, però non temete, anche se vedete un tappeto rosso che se ne va, noi continuiamo. Ci facciamo smontare attorno. Ringrazio il mio staff, c'era l'occasione per ringraziare lo staff. Praticamente di sole donne, anche quasi due maschetti ce li abbiamo. Gli unici due che poi ci sono. Donne belle, perché tutte ex miss, modelle di qua e di là. Te le scegli bene, va detto, ti scegli bene le miss e ti scegli anche molto bene appunto il tuo staff. Manuele, adesso ti salutiamo. L'ultima domanda è uno spoiler per la prossima data, ce l'abbiamo o è ancora da definire?
appunto vi dicevo per la prossima data del concorso. Della prima selezione del nuovo anno. No, al momento non posso abbiamo svelare nulla, però ho dei progetti, può essere che iniziamo prima del nuovo anno, ecco. Questa sarebbe una grandissima novità. Noi ti ringraziamo tantissimo. Grazie a voi. Ancora complimenti a Eleonora Sorato per averci fatto fare Grazie. questa bellissima serata, questa bellissima nottata. Come sempre magnifica anche in tutti i suoi cambi look. Complimenti anche alla G di Ferro Team, Luca Lazzer. A Luca che purtroppo di Radio Stereo non è Città. mai qua con noi perché purtroppo lui quando finisce scappa, cioè c'ha il terrore secondo me di farsi immortalare con una voce che non sia dentro Stereo Città. Ma detto questo, amici di Ferro Team, noi vi salutiamo e ci vediamo forse, chi lo sa, sempre il prossimo anno qui. Non si sa se sarà qui con Miss Città Murata. È tutto un forse, è tutto un po' da ancora definire. Sempre con Miss Città Murata. Io e Beatrice di G di Ferro Team. Io e Beatrice G di Ferro Team. Mario Bonese alle telecamere. Un bacio e buonanotte al nuovo anno.